Questo programma è offerto da Micra. Buongiorno e benvenuti in diretta da Romance di Isonzo, questa splendida location dei laghi Fipsas che non conoscevo, e devo dire che sono davvero contenta di essere qui anche per rivivere un momento storico, la rievocazione storica Romance Longobardorum alla 10ª edizione. Davvero complimenti a tutti i ragazzi che sono qui, lo dico subito, a Matteo Grudina che è il presidente dell'associazione Invicti Lupi, perché questa è una manifestazione che sta sempre più prendendo, avendo più successo, anche perché tanti gruppi che arrivano qua da tutta Italia, anche da fuori Italia. Sì, esatto, un saluto a tutti gli spettatori, ci siamo ingranditi, quest'anno pensate abbiamo 17 gruppi storici che provengono da 7 nazioni europee differenti, quindi ogni anno Romance sta aumentando in numeri e soprattutto in qualità e sta diventando veramente a livello europeo un punto di riferimento per la rievocazione del VI secolo, quindi portare qui, nel cuore della vecchia cosiddetta Mitteleuropa, gruppi che vengono dal nord come la Germania, l'Austria, la Slovacchia, dalla zona balcanica, Bulgaria, Croazia, Slovenia o dall'est come l'Ungheria e da tutta Italia, perché i più lontani arrivano dal Piemonte e dalla Campania, quindi veramente Romance per 2 giorni, capitale europea della rievocazione storica longobarda. È un programma davvero ricco, ma voi non siete in tantissimi in realtà a gestire tutta queste 2 giornate ricche. No, è vero, è una cosa che sorprende a tanti, noi in associazione siamo in 12, quindi c'è un grande lavoro di giorni e giorni, un grande sacrificio per offrire alla popolazione un vero salto nella storia, perché alla fine chi viene qui ai laghi, grazie alla location perfetta del paesaggio, grazie proprio a tutti i rievocatori storici che danno un contributo di qualità altissimo, uno fa un tuffo nel passato, stacca dalla modernità e per 2 giorni vive la storia di 1500 anni fa. Come è suddiviso la location, nel senso i laghi, come sono suddivisi? Adesso siamo nei campi storici qui, però ci sono diversi angoli. Esatto, siccome abbiamo un lago molto grande, abbiamo un intero lato del lago dove troverete i cosiddetti gruppi barbari, ovvero le popolazioni longobarde, franche, avare, gepide e bavaresi che sono passate per Friuli in quei secoli. Poi c'è un altro lato del lago dove abbiamo tutti i gruppi che fanno rievocazione romana nel VI secolo, quindi vari gruppi che adattano a quello. Poi ancora camminando c'è un'area dedicata agli animali, che abbiamo qui una fattoria didattica, la piccola fattoria del Comugnai, domani avremo anche la falconeria, e poi c'è un'area dedicata al mercato artigianale, un'area dedicata agli scultori del legno che andremo a visitare più tardi, e ovviamente abbiamo un'area moderna, un'area di ristoro, dove uno si prende una pausa, può approvvigionarsi e dove stasera faremo i film e le conferenze. Ecco, poi faremo vedere anche il trailer del docufilm, insomma tanti lavori che avete fatto che sono stati premiati, davvero complimenti, prima mi avete presentato anche il regista, avete fatto un lavorone, cioè meritereste una fiction in prima serata, davvero. Esatto, noi abbiamo lanciato il nostro docufilm Langobardi al Buino Romance, di produzione nostra totale, quindi un'impresa titanica, però l'abbiamo voluto fare per incentivare un cinema di qualità sulla storia e al momento siamo arrivati a 49 premi, quindi nel cinema indipendente a livello internazionale abbiamo avuto veramente un boom e questo, ripeto, è dovuto alla qualità che andiamo a offrire. Lavorato magari non sui numeri ma sulla qualità ed è quello che possiamo offrire a livello italiano come cultura, perché l'Italia è il paese della cultura qualitativamente elevata. Ecco. Io mi posso avvicinare a loro, li presentiamo anche Certo. per capire che cosa stanno facendo, ci provo insomma ad avvicinarmi perché è davvero interessante capire anche il lavoro che fate. Tu ti chiami? Ciao Ivan. Ivan, tu cosa stai facendo? Sto lavorando, sto pulendo delle pelli che andrò a conciare poi nei prossimi giorni. Questo è il tuo lavoro? Sì, questo diciamo il primo step di tanti step
E ci vuole molta pazienza. Tu ce l'hai la pazienza, sì. Non so, vedremo, Insomma, adesso sei partito e vedremo quindi... domenica. Se sarà tutta piena di buchi vuol dire che non ce l'avevo. Lei? Buongiorno, si chiama? Buongiorno, Aldegard, il nome longobardo. Nome Longobardo, giusto? Tutti i nomi longobardi. Ah, ecco. Sono il Mickey, è il mio... Allora presentiamoci con i nomi Longobardi. Lei di cosa si occupa qui? Io adesso stavo giusto guardando lui che lavorava, Basta, niente di cioè, più. Questo è tipico. E beh, succede dappertutto. Benissimo, invece andiamo qui da questi ragazzi che questa sera si stanno preparando per un concerto, giusto? Sì, Si chiami? Alessandro, ciao. Davide, ciao. Ecco, voi di che cosa, qual è la musica che offrirete questa sera? Allora, questa sera saremo in un'altra veste, in musica irlandese questa sera. Adesso io e Davide stiamo producendo musica tradizionale della Scandinavia, più o meno come periodo. Siamo attorno all'anno 1000-1200 e cerchiamo comunque di usare strumenti affini al periodo storico, il meglio che si può, insomma. Ma li conoscevate già o li avete studiati proprio per la revocazione, questo tipo di strumenti? Abbiamo un duo, appunto Ragnarok, che insomma stiamo avendo bellissime soddisfazioni in questo periodo. Questi strumenti li abbiamo conosciuti apposta per fare questo genere, quindi già ormai dal 2016 che siamo in campo. Ecco. Adesso mi avvicino, Paolo Bassi, a Sandra Lopez, che è la vicepresidente, giusto, dell'associazione. Mi avvicino io, vado qui, anche per capire che cosa stai facendo. Allora, buongiorno a tutti. Qua ho ricostruito un telaio, un ipotetico telaio, dato che nelle necropoli longobardi solo si sono trovate delle tavolette e ho in questo caso questo pezzo qua che serve così piccolo. Quello che sto facendo sarebbe della passamaneria, che è la decorazione che usiamo sia per fare le decorazioni vestiti o anche più grosso, servono anche come delle cinte per anche i nostri guerrieri portare gli scudi, cinture, da tutto. Questo sarebbe, facciamo questo piccolo per mostrare come sarebbe il processo della tessitura, perché anche lo stesso fatto in grande sarebbe quello con il quale riusciamo a fare tutti i tessuti. Davvero bello. E quanto tempo stai dietro a un lavoro tanto? Questo sono tante ore di impegno, diciamo che adesso quelli che riescono a capire il lavoro che c'è dietro di questo sono le nostre nonne che facevano, come li chiamate voi, l'uncinetto, tutte queste cose e sono ore per montarlo, ore per farlo e pazienza, tanta pazienza. Quindi tempo in una cinta sia di 3 metri, 4 metri non ti so dire esattamente perché con la vita normale li dedichi un'ora al giorno qualcosa e dopo... Però sì, tanto tempo e pazienza. Ma le donne qui si occupano di questo tipo di lavoro, cercate proprio di riportare anche questo tipo di tradizione? Giusto, giusto. E nel popolo longobardo diciamo che non c'erano delle donne guerriere, non si sono trovate nelle tombe resti che dicano che c'erano delle donne guerriere, quindi anche se a me mi piacerebbe, anche in altri periodi storici di rivocazione che faccio dalla guerriera, qua l'unico che posso fare è cucina, tessitura, artigianato sia la ceramica, qualsiasi cosa del genere. Però sì, e infatti è nel campo, in ogni popolazione sia longobarda o siano romani, le donne che vedrete fanno quello che appartiene al suo popolo e alla sua epoca. E ti piace? Sì, dai, sì. Sono abituata più a altri tipo, come dico, altri periodi nel quali ho fatto la guerriera, però la verità è che ho scoperto questa parte dell'artigianato che mi ha, come si dice in italiano, intrappolato? Ti ha affascinato, ecco, ti ha... Non mi esce la parola, ecco, mi ha affascinato e quindi la parte questa dell'artigianato mi piace tantissimo, sì, sì, sì. Complimenti davvero a tutti voi perché oltre a essere bravi siete anche belli, posso dirlo? Proprio siete adatti per fare rivocatori, Matteo, dico giusto? Cioè li avete scelti o solo hanno chiesto loro di partecipare? Diciamo che fare il rivocatore è un impegno importante perché non è semplicemente il vestirsi e il fare la comparsa.
Te lo devi sentire anche perché, come vedete, è un impegno, perché uno fa il rievocatore e poi sviluppa la sua passione. C'è chi è appassionato di musica, chi è appassionato di lavorazioni artigianali, chi la tessitura, vedremo dopo chi è appassionato di sport, quindi fa i combattimenti. Ognuno trova il suo mestiere antico, il suo ruolo nella società dell'epoca ed è quello che noi vogliamo dare. E tu cosa fai nella rievocazione? Cioè, qual è il tuo compito? Nella rievocazione io sono il capovillaggio, no? Quello che gestisce tutti, comunque dopo io combatto. Ah, ecco. Cerco di lavorare solo e produrre, quindi tutti i lavori di manualità e tappabuchi, quindi si impara a fare un po' Il capo tutti. che fa tutto in pratica. Calcolando che all'inizio siamo partiti in 3 e in 3 dovevamo fare tutto, poi man mano che il gruppo si sviluppa trovi delle maestranze molto abili e quindi ognuno poi sviluppa la sua personalità. Degli oggetti che hai hanno un significato particolare oppure sono stati scelti perché ti piacevano e ci tenevi a indossarli? Anche questo, per esempio. Diciamo, questa è una collana di denti di cinghiale. Sta molto a significare la tribalità che avevano i Longobardi, che è anche il tema di quest'anno, quindi un popolo che da pagano diventa cristiano, ma che ha nel suo modo di vivere e di vita molte cose legate al tribalesimo, ok? Erano comunque dei gruppi di tribù tenuti insieme da dei capi militari, quindi c'è questo contatto con la natura particolare, quindi un simbolo di caccia, di cacciatori, di virilità, come avevano tanti uomini in altre epoche. Addosso indosso un bracciale, un'armilla, vedete poi anche i ragazzi che le fondono, anche questo è un simbolo guerriero e alla fine le armille erano anche dei premi dati per le vittorie in battaglia e tutto, quindi un simbolo di distinzione anche di ceto sociale, quindi chi poteva permetterselo ostentava la sua ricchezza, come la cintura che vedete che è molto decorata, che è diversa da ragazzi vestiti in maniera più povera, era un modo come al giorno d'oggi di distinguersi. E a livello di oggettistica possiamo vedere le cose particolari che io ho qua. Uno è un anello sigillo, ricordiamo che il 95% dei Longobardi era analfabeta, quindi chi dirigeva e gestiva doveva avere un modo di firmare. Questo con la cera lacca era il sigillo dell'epoca, non sapendo né leggere né scrivere. E il resto, ok, questa è più un anello femminile perché è una fede nuziale. Oh, quindi sei sposato? Io sono sposato e comunque la tengo su. La colpevole è lei. Lei non ce l'ha però. Lei fa più festa in rievocazione, così nessuno. Lei non ha neanche il velo, perché la donna longobarda sposata dovrebbe portare il velo. Lei oggi fa un po' la ragazzina nubile, eccola. Già deve lavorare, insomma. Noi andiamo in pubblicità, grazie ragazzi, piccola pausa, poi ci spostiamo così vi facciamo vedere altri angoli di Romanzo Longobardorum, davvero suggestivi, a tra poco. Ed eccoci di nuovo assieme in diretta da Romance, questi splendidi laghetti Fipsas, ma ci troviamo in particolare appunto nei campi storici per raccontarvi Romance Langobardorum e qui si entra nel vivo dei combattimenti. Matteo, ci racconti tu, poi presenteremo i rappresentanti dei vari gruppi. Sì, adesso c'è, come vedete, sono un attimo in pausa, stanno facendo un allenamento tra le varie associazioni di rievocazione, anche perché quello che noi mostriamo non è un combattimento coreografico, ma è un combattimento sportivo reale. Quindi bisogna andare a colpire a bersaglio l'avversario. Ovviamente, essendo tante diverse scuole di scherma, si fa sempre un allenamento mattutino per configurare i bersagli in modo che si evitino gli infortuni il più possibile. E pomeriggio poi ci saranno dei spettacoli sia di combattimento campale che di duelli individuali. Quindi... Questo è un allenamento, ma possiamo chiedere se ci fanno vedere in diretta? È difficile gestire. Adesso devi aspettare perché si stanno organizzando. Ah, ok, si stanno organizzando, vabbè, non siamo in diretta per cui. Di pausa, penso che mentre intervistiamo magari. Ok, quindi. Partiranno. Si stanno mettendo d'accordo, si vede. Ma quanti sono i gruppi che sono arrivati qui e che si stanno allenando adesso? Noi abbiamo qua 17 gruppi. E qua in battaglia avremo più o meno una 60ina di rievocatori, in tutto ne abbiamo un 130, ma ovviamente tutti non combattono perché per combattere bisogna anche avere una preparazione sportiva, non essendo coreografia ovviamente, anche perché usano acciaio, usano legno, non sono affilate ma fanno male ugualmente, io stesso porto vari infortuni sul mio corpo, ma è una cosa normale, sono sport da contatto come può essere il rugby, la lotta, la box. Hanno comunque una base di scherma loro. Cioè è necessaria, nessuno va in battaglia improvvisato.
Quindi perché comunque si può anche uccidere una persona con un errore, anche se l'arma non è affilata. Sono sempre oggetti contundenti, bisogna saperli usare. E quindi tutte le nostre scuole fanno allenamenti, chi più frequentemente, chi di meno, ma tutti si allenano. Ecco, mi pare che adesso partono in diretta. Come vedete, qua c'è un allenamento di linea, abbiamo 2 fronti di linea, noi siamo alle spalle di una. Ci sono dei capitani, dei generali, chiamateli come volete, che comandano sui loro uomini e danno degli ordini sull'avanzamento. Come vedete c'è un muro di scudi, ci sarà sicuramente adesso un ingaggio e quando uno viene toccato semplicemente si accascia in maniera molto sportiva, perché non possiamo veramente infortunare una persona, ma come nella schiena moderna c'è un bip sonoro, qua si va invece a sportività. Quindi chi riceve il colpo si toglie, come state vedendo che si stanno spostando. Quindi è uno sport dove serve anche una lealtà sportiva, chiaramente, dietro. Mi spieghi anche la differenza dei costumi da una parte all'altra? In fronte a voi vedete dei gruppi bizantini romani, quindi vedete sono tutti vestiti uguali, ovviamente in base al loro gruppo di provenienza, ma molto simili. Dalla parte nostra opposta invece abbiamo i cosiddetti barbari, no? Quindi molto individualisti, ognuno vestito a modo suo, ognuno con i colori della sua tribù, della sua famiglia e quindi c'è una differenza. In questo caso vediamo che la linea romana ha schiacciato la linea barbara qua. Quindi mi è andata male ai barbari. Beh, ma vedremo pomeriggio, adesso loro hanno qua 1 ora di allenamento, poi ricordiamo alle 5 avremo anche uno speaker che spiegherà al pubblico cosa sta avvenendo, anche perché vogliamo fare una cosa veramente didattica. Loro combattono veramente, ma vogliamo che si capisca cosa stanno facendo. È interessante anche per i bambini che studiano a scuola, eh? Cioè, voglio dire, arrivare qui e rivivere tutto quello che studiano a scuola è molto interessante. Esatto, è toccare con mano, questa è la cosa dell'educazione storica, non vedere le cose in una teca, ma vederle o provarle, in questo caso sulla propria pelle. O come chi cucina, provi, se serve anche la gara di cucina per dire. Quindi è anche provare la cucina, le ricette dell'epoca, ci sono tante cose che ti consente la rievocazione di fare. Allora, sentiamo qualche rappresentante che è arrivato qui. Chi sono? Loro? Li sentiamo un po' tutti? Possiamo iniziare da qua? Sì, iniziamo da qua. Tu ti chiami, così mi presenti anche il tuo ruolo nel gruppo. Allora, mi chiamo Alberto, faccio parte di un gruppo che è sparso tra la zona di Milano e Varese, che si chiama Insubria Antica. E veniamo da tanti anni qua a Romance sempre con grande piacere e rievochiamo un gruppo di Longobardi della zona diciamo più occidentale rispetto al Ducato Friulano Longobardo. In realtà io poi non sono vestito da Longobardo perché rappresento un guerriero avaro che erano una popolazione di origine delle steppe, diciamo affine agli Unni, tanto per dare un'idea, che nello stesso periodo dei Longobardi occupano la zona dell'Ungheria e con cui hanno poi contratti molto stretti anche nei secoli successivi di alleanze sia economiche che militari, con sempre anche uno scambio anche di guerrieri tra le due diciamo, nazioni, tra virgolette, per cui io faccio un po' un avaro distaccato in una famiglia di Longobardi. E provvedi tu al costume? In parte sì, adesso questo è stato frutto di una collaborazione tra uno studio fatto da me sui vestiti andando a recuperare le fonti storiche e una sarta che più o meno mi ha aiutato ad allestire il kit. Poi diciamo alcune cose le faccio io, tipo lo scudo, la spada, è stata anche questa una collaborazione a metà tra chi mi ha fatto la lama e io che ho fatto l'impugnatura, l'elmo l'ho poi rimaneggiato rispetto a come l'avevo acquistato, eccetera eccetera. Cioè, essere revocatore è un impegno ma una passione anche. Sì, entrambe le cose sicuramente. Diciamo che se non c'è la passione non fai il revocatore perché comunque è sempre un po' impegnativo sia in termini di tempo che economici ma anche poi magari di sacrificio tra virgolette familiare perché poi devi stare fuori il weekend. C'era qualcuno in famiglia che faceva il revocatore che ti ha portato a esserlo? No, sono iniziato io, sono io il matto che ha iniziato. Grazie, tu sei? Hi, I'm Benedek Hézer from Hungary, from the team Nordegard. We are from Budapest. We represent the Gepids and the Longobards from the 6th and 7th century. This was the period when they lived in the Carpathian Basin and then they come to here, Italy. So these costumes. So these costumes are a little bit earlier than the others, and we represent these groups here. As you can see now, I'm a light armored warrior.
with only a weapon, a shield, and a leader armband and something like this. I think we started to came here in 2014, maybe. 14 years, 14? the second year. Yes. For 9 years. Yes, so it was such a long time, and we really like to came here and to come here this year also. We really like Invicti Lupi and this whole festival. This is a fantastic thing. Quindi è da un po' di anni che vi Esatto. Da Budapest arriva. Lui è Benedict, team Nordegard, vengono dalla zona di Budapest e rappresentano i geppidi longobardi del VI secolo. I longobardi sappiamo arrivano dall'Ungheria, poi smigrano qui, quindi loro rappresentano anche la vestizione è un po' più vecchia della mia perché rappresenta i longobardi 100 anni prima che arrivassero in Italia nella loro migrazione. E lui adesso rappresenta un soldato semplice, avete visto scudo, spada, protezioni, non ha armature, lo vedete pomeriggio armato, adesso è vestito a leggera. Ma è giovane, quanti anni ha questo ragazzo? Yo, what's your age? How old are you? I'm 33. 33 anni. Ah, complimenti. Ecco. Lui adesso da Benevento. Ah, da Benevento. Sì, noi rappresentiamo i Longobardi di Benevento. Il Ducato Longobardo di Benevento ha un grandissimo legame con il Friuli perché la stragrande maggioranza dei duchi beneventani sono di origine friulana. Diciamo, il capostipite di questa dinastia friulana era Grimoaldo, che era il figlio del duca del Friuli, che poi diciamo, emigrò a Benevento soprattutto quando ci fu appunto un'invasione degli Avari del Friuli Venezia Giulia. Il ducato di Benevento rispetto agli altri ducati è durato un po' in più perché dopo la conquista di Carlo Magno Benevento comunque non fu conquistata e per altri 250 anni i Longobardi sono rimasti nel sud Italia, anche se poi si sono divisi. Per noi è un viaggio lunghissimo arrivare qui, però siamo sempre molto contenti perché abbiamo la possibilità di incontrare altri gruppi storici provenienti appunto da tutta Europa e girando molto in Italia noi sappiamo che la rievocazione di Romance è senza ombra di dubbio la rievocazione longobarda più partecipata d'Italia, basta vedere appunto il numero di rievocatori presenti. Mi spiega il suo look, il suo vestito, anche i capelli, li ha fatti appositamente per la rievocazione? Diciamo che il vestito che ho è una riproduzione di un vestito che appare su un codice prodotto nell'area beneventana intorno al X secolo. Per quanto riguarda la capigliatura, noi purtroppo abbiamo anche una vita normale, diciamo. Oltre a fare i rievocatori. Sì, questa diciamo, è una capigliatura che avevo anche da ragazzo, però è filologica nel senso che abbiamo alcune riproduzioni, alcune sculture in cui compaiono questi longobardi con questi capelli un po', come dire, senza cura, diciamo così. Selvaggi, Selvaggi, possiamo dire così. Barbari. Barbari, giusto. Lei è? Hi, Ah, straniero. I'm from the Ostrogoth group Svarafulk. We are from Bavaria and now we are happy to fight here a little bit with our friends. Insomma, è contento da quello che Sì, esatto. Lui è del team Svarafulf, rappresentano la popolazione degli Ostrogoti, anche loro presenti prima dei Longobardi e poi rimangono in Italia anche con i Longobardi. Lui viene dalla Baviera, quindi dalla Germania, quindi anche lui si è fatto sui chilometri e anche loro sono diversi anni che vengono in Italia, qui a Romance Langobardorum. pensa, che bello che scoprono la nostra realtà, la vostra realtà qui, ma anche il nostro territorio. Tu invece sei? Io sono Andrea, vengo da Trieste e faccio parte del gruppo Avar Project che, come dice il nome, rievoca la popolazione degli Avari, che è una popolazione delle steppe nomade che nel 600 si è calata fino qua in regione e ha saccheggiato anche Cividale. E come vi trovate qui a Romance? Da Trieste, insomma, conoscete vicino, ma Sì, voglio siamo dire... vicini, ne viviamo già da 4-5 edizioni almeno, se non sbaglio. È come una seconda casa per noi, l'organizzazione è fantastica, conosciamo gente anche appunto da tutta Europa, è una grande famiglia allargata. È sempre un piacere venire qua. Anche perché Matteo, ricordiamo che voi dormite qui, cioè vivete qua per 2 o 3 giorni. Sì, qua tutti i rievocatori sono arrivati ieri perché, viste le distanze, qualcuno è arrivato la mattina, qualcuno stanotte, quindi loro stanno qui fino a domenica sera. E ovviamente gli accampamenti sono accampamenti militari, quindi di gente che doveva piantare tenda e dormire mentre viaggiava a piedi o a cavallo, quindi veramente ricostruzione storica anche in questo, ecco. Allora, prima abbiamo parlato di docufilm, adesso ne andiamo in pubblicità, poi manderemo la clip con gli estratti del docufilm che ci permette di spostarci e andare dall'altra parte del lago. Quindi ora pubblicità, docufilm e poi torniamo in diretta da Romance.
La vita e la morte si rincorrono da secoli, convivono con l'umanità da sempre e sono da essa sempre state accettate. Il destino è ineluttabile e il Grande Padre ci chiama a sé quando giunge il momento. Eccoci qua, ritorniamo in diretta da Romance di Sonzo, dove anch'io cerco un attimino di entrare nel personaggio da rievocatrice, ma sarà duretta, solo la corona per il momento. Ma parliamo, ci siamo spostati perché dobbiamo parlare anche degli artisti impegnati nel simposio di scultura, qui con l'assessore alla cultura e al turismo di Romance, Alessia Tortolo, giusto? Buongiorno, questa è un'iniziativa molto interessante proprio per promuovere il vostro territorio. Ma sicuramente per noi è la prima volta, siamo riusciti a portare questo simposio sul legno e anche dedicato al riciclo in questa bellissima manifestazione, ed è anche un motivo di vanto per noi perché Romance Langobardorum è conosciuta molto, Matteo ha fatto una grandissima promozione, quindi anche a livello turistico per il nostro piccolo comune è una cosa molto importante. Sì, anche a livello culturale. Per quanto riguarda il simposio, ci racconti tu qualcosa per presentare anche chi è impegnato qui al lavoro? Allora, abbiamo 4 scultori che lavorano in legno, abbiamo dei bellissimi tronchi di legno di cedro che loro hanno cominciato a lavorare da giovedì. Oggi siamo al 3° giorno, perciò riusciamo a vedere già delle immagini di figure longobarde. Ovviamente è un simposio a tema e queste figure sono destinate poi ad andare a popolare quello che sarà il villaggio longobardo, questo bel progetto che l'associazione Invicti Lupi ha messo insieme, supportata dalla
dall'amministrazione comunale. Abbiamo 4 scultori che rappresentano un po' il panorama scultoreo della nostra regione. Abbiamo Stefano Comelli che gioca in casa ed è qui di Versa, poi c'è Ermanno Plotzer di Sauris, Andrea Caisutti di Percotto e Corrado Clerici di Forni di Sopra. Inoltre la giunta è Cildi, Silvano Serdino, che lavora tutti i materiali di riciclo e sta anche lui realizzando un guerriero, un'armatura longobarda. Insomma, quando hanno iniziato a lavorare e come nasce una scultura? Cioè, proprio per capire anche qual è il loro, cioè da cosa sono ispirati? Allora, il tema l'abbiamo scelto insieme a Matteo Grudina e quindi il tema è longobardo, però queste sculture che voi vedete già abbastanza rifinite adesso sono nate da tronchi in cedro alti circa 2,20 m, 2,50 m con diametri di 70 cm. Il primo step ovviamente è intervenire con la motosega e fare diciamo sgrezzare un po' il tronco, dopodiché entrano con lo scalpello, con gli strumenti più precisi che portano a fare tutte le definizioni. Ad esempio Stefano Comelli sta creando un falconiere, mentre Corrado Clerici sta facendo una donna longobarda. Dall'altro lato invece abbiamo un'altra donna e un guerriero longobardo. Davvero bravi, eh? Ci impegnano una giornata intera o più? No, almeno 3-4 giorni. Tra l'altro questi scultori, mi piace dirlo, sono anche quelli che stanno realizzando il presepe che andrà in Vaticano per Natale, quindi fanno parte anche di questo gruppo di scultori, rappresentano un po' la nostra regione anche in un progetto molto più ampio. Davvero bello, davvero complimenti, insomma l'amministrazione comunale ci tiene a questa manifestazione proprio perché poi ci sono tante persone straniere anche che ritornano qui, è davvero una promozione importante, cioè fa specie. Sì, sicuramente è un po' il nostro biglietto da visita, no? Ormai Romance è conosciuta per i longobardi e quindi è un piacere e un orgoglio avere questa associazione anche con tutti i premi che hanno vinto e il successo che hanno riscosso con il film appena fatto, e quindi a loro auguro di continuare così e ancora tanti successi perché veramente se li meritano. Ecco, insomma c'è tanto da vedere qui a Romance, ricordiamo anche il fatto che è una festa ecosostenibile e che ci tenete anche a questo. Esatto, rappresentiamo un po' nel passato dove non esisteva la plastica e tutte le schifezze che abbiamo nel mondo moderno, quindi nel possibile noi cerchiamo di mantenere, quindi abbiamo aderito già da 3 anni al progetto regionale delle ecofeste e ad esempio quest'anno un passo in più anche per eliminare la classica bottiglietta di acqua perché le altre bibite è facile. Abbiamo fatto un contatto con Iris Acqua e diamo gratuitamente alla gente un erogatore di acqua naturale, in modo che venga anche apprezzata l'acqua di acquedotto, perché abbiamo comunque delle falde buone di acqua, almeno nei paesi sì, magari in città non so, ma qua a Romance l'acqua è ancora buona, quindi vogliamo incentivare che la gente non faccia tanto i rifiuti, tanti sprechi, quindi di lavorare su questo, anche perché dobbiamo lasciare ai nostri figli i pezzi di natura che noi abbiamo, se glieli roviniamo noi, cosa lasciamo al futuro, no? Quindi Romance vuole avere anche questo marchio, per quanto è difficile e costoso, ma sappiamo che con il supporto di tutti riusciamo anche a tenerci eco-friendly, no plastic, ecco come sono gli slogan giustamente del momento. E poi davvero anche un luogo suggestivo, questi laghi Fipsas che io non conoscevo, Assessore, per cui è stata l'occasione per vederli dal vivo e capire quanto belli sono e quanto sia importante valorizzare anche questo luogo di Romance di Zonzo, anche perché arrivano i pescatori qui generalmente. Sì, generalmente viene usato dai pescatori, però anche nella versione longobarda con l'accampamento che si affaccia proprio all'argine del lago è una location molto suggestiva e molto bella, sia di giorno che di notte. Vi invito anche a fermarvi alla sera perché è molto bella e suggestiva e merita. Allora, dobbiamo parlare anche del docufilm, andiamo in pubblicità così ci fermiamo, andiamo nell'area moderna e ci racconterà tutto su questo documentario davvero molto bello. L'avete già visto nell'estratto prima, nella clip che vi abbiamo mostrato, quindi tra poco ci rivediamo in diretta da Romance. Io sono Alboino, figlio di Audoino, della stirpe dei Causi.
il guerriero scelto dal possente dio Wotan per sconfiggere i grandi guerrieri Gepidi e i loro eroi. I Longobardi hanno sempre assimilato a sé altri popoli perché sono pochi, sono divisi in tribù e questa inclusione, diciamo, aiuta la migrazione. Decide dunque, come racconta Paolo Diacono, di affidare il territorio appena conquistato a Gisulfo, suo nipote e scudiero. Con lui a difesa della mia retroguardia potevo concentrarmi sulla conquista di questa enorme pianura. Ecco, dalla cima di questo monte, vidi lo splendore del nuovo regno longobardo. Di nuovo in diretta da Romance, questo è il punto panoramico davvero bellissimo dei laghi Fipsas, ma abbiamo appena visto, voi avete appena visto il trailer ufficiale del docufilm. Matteo, davvero complimenti, bellissimo, meritatissimi premi. Grazie, era quello a cui puntavamo, che la gente amasse la storia vedendola con un altro linguaggio, quindi la cinematografia può fare i miracoli se utilizzata nel modo corretto, quindi noi speriamo che la gente voglia vedere il nostro docufilm, si appassioni e vada a leggerci qualcosa sui nostri antenati, ecco. Ecco, però volevi lanciare anche i teaser, giusto? Che sono da 40-44 secondi, sì, perché verranno presentati. Vediamo il primo? Lo vediamo, quindi chiedo... La vita e la morte si rincorrono da secoli, convivono con l'umanità da sempre e sono da essa sempre state accettate. Il destino è ineluttabile e il grande padre ci chiama a sé quando giunge il momento. Questo era il primo, Matteo. Sì, abbiamo visto il teaser del documentario La ritualità della morte, quindi Romance, la conoscono tutti per i Longobardi, ma la conoscono perché nell'86 è stata trovata una delle necropoli più grandi d'Italia, 334 tombe finora scavate dagli archeologi, quindi abbiamo voluto fare un piccolo documentario, più o meno è uno short, sono sulla decina di minuti, in modo che ci sia una pillola solamente dedicata a come i Longobardi ricordavano i loro cari, i loro defunti, quindi stasera sarà uno di quelli che vedremo. Se vuoi... Adesso lanciamo l'altro, esatto. Lanciamo l'altro. Questo era il guerriero, il combattimento? Esatto, diciamo, si sa che lo stereotipo classico dell'uomo barbaro è quando si vede il soldato, il guerriero. Qui è un altro docufilm breve, sempre da qui quasi 15 minuti, dove spieghiamo come funzionava la società militare longobarda. Diciamo che l'obiettivo di questi documentari brevi, a differenza del docufilm grande, è di offrire, in primis alle scuole e comunque anche a un pubblico generico, delle pillole, in modo che se uno non ha tempo di vedersi 60 minuti di documentario, possa andare a vedere dei singoli documentari su un tema singolo. Quindi quest'anno ne abbiamo fatti questi due e un terzo che inizia a studiare, a dare alla popolazione un'idea di cos'è la rievocazione storica. Quello cosa di cui parlavamo oggi, no? Che differenzia la rievocazione storica dalla festa di paese, il rievocatore dal figurante. Quindi
è un primo documentario per far capire alla gente chi è il rievocatore. Poi il nostro obiettivo è, il prossimo anno, di fare altri documentari sempre brevi, a pillole, in modo che da avere un nuovo DVD per avere alle scuole vari contributi didattici, perché già col docufilm abbiamo visto che gli insegnanti lo hanno molto utilizzato, perché in un'ora di film fatto bene hanno fatto una lezione che se no ci dovevano mettere molto più tempo per farla capire ai ragazzi, perché non tutti sono interessati a scuola, no? Quindi bisogna trovare un linguaggio avvincente per coinvolgerli. Ricordiamo per chi arriva qui tutti gli appuntamenti, questa è anche l'area moderna con i chioschi, ma ci sono gli animali, tant'è che Daniele Paroni martedì sera allo Scrigno ha girato con Panna, come si chiama la capretta? Sì, Panna, la capra bianca del Comugnai, esatto. È famosissima ormai. Ormai è una VIP, La vedete qua insieme agli asini e altre pecore, quindi anche quello è un aspetto della vita di un'epoca che ormai purtroppo si sta perdendo, è il rapporto con gli animali. Noi qua vogliamo offrire questo spaccato. E poi abbiamo 2 artigiane che lavorano la lana dalla pecora al filato. Quindi vedere anche i mestieri che ormai sono dei nonni, che purtroppo abbiamo perso. Una ricchezza che sta andando perduta. Ecco. Quindi appuntamenti per oggi, sabato, ma anche per domani, domenica. Gli appuntamenti velocemente abbiamo alle 3, faremo in diretta una fusione del bronzo. Abbiamo un gruppo che fanno oreficeria e fonderanno alle 3. A seguire avremo delle conferenze di rievocazione, quindi su aspetti culturali di quell'epoca. Alle 5 spettacolo di combattimento e poi appuntamento alle 8 con la gara di cucina, perché oggi i nostri rievocatori cucinano e alle 8 presenteranno i loro piatti storici, e a seguire la presentazione dei 3 docufilm nuovi e del docufilm Langobardi, che dopo 49 premi internazionali ormai era giusto rifare, dopo la premiere dell'anno scorso, dare una nuova presentazione. E infine, perché romance è cultura ma è anche festa, chiuderemo con un concerto Irish degli Alban Fuam che abbiamo visto prima. Quindi c'è il palco, è il decennale, noi vogliamo offrire alla popolazione un luogo dove veramente staccare, specie dopo tutti questi anni di fastidi che abbiamo avuto, staccare così. E domani si riparte, di nuovo alle 9:30 apriamo i campi storici. La mattina, ecco un'altra novità, vedremo i giochi tribali longobardi. Esistono le Olimpiadi moderne, anche all'epoca c'erano altri giochi, molto basati più sulla mascolinità o sulla tecnica, ma domani vedrete i nostri guerrieri senza armi sfidarsi in prove sportive. E il pomeriggio avremo nuovamente delle conferenze e alle 4 uno spettacolo di nuovo di combattimento, alle 6 da Cividale gli acrobati del sole, quindi falchi e aquile, che so che tutti amano come animali, e chiuderemo in serata con la premiazione del simposio di scultura, così domani sera vedete le opere terminate, no? Che poi, ricordiamo, saranno esposte in casa Candussi Pasiani qua a Romance, in biblioteca. Quindi per chi non può avrà modo di recuperare in casa Candussi, ma speriamo che ci sia. E la sera, alle 8:30-9, chiudiamo mostrando la sepoltura, il funerale del guerriero fondatore di Romance, quello che gli storici e gli archeologi credono sia il primo capovillaggio che ha creato il villaggio di Romance. E dove si terrà questo? Sempre ai laghi, c'è un'area nascosta, suggestivo al tramonto con le fiaccole e i fuochi. Seppelliremo la riproduzione di questo primo uomo. Quindi abbiamo scavato nella ghiaia, venite a vedere, non è facile scavare nel ghiaione una fossa, ecco. Bravissimi, bravissimi. L'assessore alla cultura di Romance, Alessia Tortola, è soddisfatta di questa manifestazione. Ricordiamo anche le sculture, per chi appunto non riesce a vederle magari qui, verranno esposte qui vicino? Sì, sicuramente le terremo in esposizione per più di un mese, fino al 31 luglio presso il nostro centro culturale di Casa Candussi Pasiani. Quindi chi non riesce a venire in questi giorni, anche se noi ci auguriamo tutti che arrivino a vederle proprio anche mentre le lavorano, e avranno modo di visionarle nei prossimi settimane. Io vi ringrazio per avermi fatto vedere questo affascinante mondo storico. Mio figlio sicuramente apprezzerà il docufilm per studiare, perché questo poi è davvero interessante. Grazie Matteo, grazie a tutti i volontari e all'assessore Tortolo, grazie a Paolo Bassi qui con me, alla regia di Francesco Snidero a Tavagnacco. Appuntamento dunque, venite a Romance perché merita, Buona serata, buona giornata.
Questo programma è stato offerto da Micra.